Il cartello sociale di Agrigento con Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto interviene in riferimento al paventato commissariamento dell'Università di Agrigento, affermando come si lasciano in piedi tantissimi carrozzoni politici che servono per distribuire incarichi ai propri appartenenti e si vuole il commissariamento dell'Università di Agrigento, Presidente e Consiglio che in questi anni hanno ridato lustro, orgoglio e normalità a un'università che in tanti davano già per morta. Per ora, afferma il cartello sociale nella propria nota stampa, non ci interessano i motivi politici che vogliono far fuori chi con impegno ha orientato, fino a quando ha fatto comodo, le scelte della politica, di eventi importanti per questo territorio. Desideriamo però fortemente denunciare che la scelta del commissariamento è contro l'università, i nostri ragazzi, le nostre famiglie e il bene del nostro territorio. Il cartello sociale è contro questa logica e chiede alla politica di dimostrare che vuole il bene dell'università e di questa terra. Chiede a tutti coloro che non sono d'accordo con questa scelta di farsi sentire. Chiediamo al sindaco, conclude il cartello sociale, di tornare a dialogare con il presidente, il consiglio di amministrazione, se vuole il bene di Agrigento.